la musica comunque non vada vissuta solamente come un oggetto da mettere sul tavolo di casa, un bell'oggetto. Cioè, ho capito che la musica poteva essere uno straordinario strumento anche per raccontare, per cambiare, per incidere sulle cose. Insomma, una responsabilità importante comunque quella dell'essere artisti oggi. Significa essere spugnosi, girare per il mondo, conoscere la realtà, quella bella, quella brutta, e poi provare a metabolizzarla all'interno del linguaggio che conosci attraverso lo strumento che conosci meglio. Insomma, le persone che in qualche modo sono nel festival comunque sposano questi valori, questi concetti che poi, voglio dire, sono anche al di là di una politica di destra o di sinistra, insomma tutto quello che riguarda le problematiche ambientali o cose del genere, o questa necessità di incidere sul territorio, di creare economia, cioè sarebbero le cose che tutti dovremmo fare in fondo. Finché sarà solamente una cosa piacevole, lo continuerò a farlo. Anche il festival, per quanto sia molto faticoso sul piano fisico, però poi non mi pesa, cioè è bello, è divertente, è appagante, cioè finisci il concerto e sei felice. Che altro aggiungere? Cioè, senti un concerto bellissimo in un posto pazzesco, vedi la gente che è entusiasta, che viene lì a ringraziarti perché gli hai fatto un regalo bello, musicisti contenti, cioè, che altro vuoi aggiungere? Cioè, è veramente così.